Amici bellini, c'è un riverbero incredibile. Aspetta. Amici bellini, video speciale. È il primo giorno del ritiro del Napoli, quindi qualche cosa già è successo. Osimhen già ha preso il primo palo, Ciciretti ha fatto un gol incredibile. Ma io vi offro, visto che non possiamo parlare del nulla, vi offro un'intervista approfondimento con l'amico Domenico del canale Napoli Talk, che vi invito a seguire. Lui parla del Napoli in inglese con i sottotitoli in italiano, quindi non vi spaventate. A voi l'intervista, lancio il filmato, mi raccomando, è bella roba, solo qualità. Allora ragazzi, primo appuntamento, speriamo di una lunga serie. Vedete in video il nostro amico Domenico del canale Napoli Talk, che vi invito a seguire perché il ragazzo ha avuto le cosiddette quadrate e parla del Napoli in inglese per tutti gli amici nell'internazionale. Io lo so che molti di voi ascoltano anche dall'estero, quindi la roba è interessante. Benvenuto Domenico. Ciao a tutti e poi con sottotitoli in italiano, quindi per chi Ecco. non lo parla bene ci sono pure i sottotitoli in italiano. Benissimo. Allora Domenico, io ho scoperto da poco il tuo canale, però mi sono subito appassionato perché ho visto che, come vogliamo fare anche noi qua sul Caffè Napoli 1926, un po' di approfondimento, un pochino più di tattica, vero? Sì, esatto. E Ho quindi... visto anche i tuoi video, bellissimi, ma sempre. Sono molto. Ogni volta che guardo i tuoi video vedo che tutto quello che dici sono d'accordo. Su quello che dici anche sui giocatori, ho seguito molto di quello che hai detto sui vari Neymar recentemente, nelle ultime partite, e hai ragione. Cioè, lui, per esempio, la deve passare di più, deve giocare meno da solista, quindi mi trovo d'accordo su tutto quello che dici. Allora, uno degli ultimi video che ho visto sul tuo canale faceva un focus divertentissimo sulle maglie. Io non voglio spoilerare, invito la gente ad andarselo a vedere. E dicevi praticamente ci poteva andare anche peggio. Qual è la tua opinione su questa maglia che insomma... Sì, allora, dobbiamo essere, secondo me, contenti che almeno è azzurra. Ok, sì. Quello è la cosa principale, perché guarda, ci sono delle squadre che fanno delle magliette assurde. No, vabbè, azzurra, poi ci sta questo lete in rosso che è un peccato, perché veramente ci vuole pochissimo a rendersi conto che col bianco è un'altra cosa. Però, niente, ci dobbiamo accontentare, perché mi sa che De Laurentiis l'ha ufficializzato questo fatto, quindi vabbè. Sì, noi abbiamo un pochino posticipato questa nostra leggera intervista anche per ascoltare, perché Radio Kiss stava facendo Esatto. e quindi c'erano notizie di De Laurentiis, che ha parlato un pochino in generale e ha confermato questa cosa. Tra l'altro si vede anche sulle maglie dell'allenamento, quindi togliamoci la speranza. E tu che ne pensi invece di questa maglietta? Allora, guarda, io per esempio in questo momento indosso una di quelle, mi alzo, non so se la vedi, questa è Ah, la... esatto. E diciamo è la commemorativa della Coppa Italia, ancora con la toppa, perché fino all'anno scorso si usavano le toppe, e quindi ho fatto questa sorta di gioco, scherzo, ma insisto, come abbiamo detto anche prima, bianca andava bene, o almeno sulla terza maglietta dove ci sono i dettagli rosa. Ah, vabbè, quella è inguardabile, quella è veramente inguardabile. Se vuoi fare una cosa brutta che però ha impatto e quindi se ne parla, la scritta Lete almeno rispetta i dettagli, così c'hai due colori che stonano. Invece c'è la Lete che è quasi arancione, la Coppa Italia rossa, verde, bianca, le tappero. Aiuto, Non si capisce niente. aiuto. No, infatti. Vabbè, poi vediamo. La seconda non ho ancora capito bene di che colore sarà, perché ho visto delle foto che forse è bianca, altri dicono forse è un verde chiaro, non ho Sì, capito la il seconda. rendering non è chiaro, perché giustamente poi via digitale chissà chi le ha sviluppate eccetera eccetera, però pare dalla foto su internet sembra verdina Mm. con i dettagli verdi, però altre foto che ho visto il dettaglio sembra blu scuro, quindi non è chiaro come sarà la finale. Alcuni dicono che è proprio la rappresentazione della bottiglia dell'acqua Lete, quindi praticamente è il verde, diciamo, della plastica con queste cose così. Bellissimo, bellissimo. Che Dio ce la mandi buona, insomma. Mo chissà quella della Champions, poi Napoli per la Champions fa sempre magliette diverse con qualche dettaglio diverso, È quindi vero. chissà, forse un lete giallo, non lo so, È vero, ci sono spesso, ricordo, i dettagli oro della maglietta. Quando c'era Cavani c'era la sì, maglietta grigia,
grigia, che quella era bella, e ultimamente sì, ci sono dei dettagli gialli, insomma qualche cosa di diverso ci sarà. Sì, sì. Ragazzi, allora io direi di affrontare con Domenico il discorso mercato brevemente, perché ci sono rumors da tutte le parti e noi abbiamo nello specifico alcune caselle da occupare obbligatoriamente e poi altre che non si sa, dipende dalle cessioni. Secondo te, allora, un primo focus sui portieri, secondo te si può andare avanti? I due portieri accetteranno? Perché a me starebbe bene mantenere la coppia. Tu che dici? Allora, penso che comunque il portiere è una posizione delicata, che i portieri devono sentire, diciamo, il sostegno dell'allenatore, perché poi se sbagliano una partita è facile ricevere molte critiche, quindi poi metterlo in panchina dopo un errore diventa complicato, soprattutto per uno giovane come Ammeret. Sì. Quindi è una posizione delicata. Io non sono a favore del cambio costante, anche perché si è visto, per esempio, il Meret dei primi 6 mesi che giocava sempre, era un giocatore. Dopo, sì, ha continuato a giocare bene, però si vede che forse aveva perso un po' di confidenza, così. Quindi io onestamente penso che il portiere non va cambiato, penso. Poi Gattuso si ostina con Ospina per il fatto che gioca bene coi piedi, che non lo metto in dubbio, però allo stesso tempo il portiere secondo me per prima cosa deve saper parare. Secondo me Meret è più bravo. E poi seconda cosa, io penso che stavo sentendo anche quello che aveva detto Paolo De Genio ultimamente, ha detto che con il fatto che ora si gioca quando rinvii da fondo, che la puoi dare direttamente al difensore vicino all'area, in realtà tu sto portiere che gioca bene coi piedi non ti serve neanche quanto prima, quindi se tu trovi un difensore centrale che gioca bene coi piedi, il portiere puoi anche farlo a meno di uno che gioca bene coi piedi. Poi quella è una mia opinione personale, ognuno la pensa diversamente per i portieri. No, è così, ecco. Io sono d'accordo su questo, è la possibilità di scambiare vicino. Noi sul canale lo chiamiamo il famoso fazzoletto, no? Dove praticamente è rischioso, però ti può portare, se tu superi la prima pressione, potresti Sì. impostare l'azione così. E andiamo adesso direttamente nel discorso dei difensori, proprio per quello che dicevi tu, perché serve il difensore che coi piedi poi ti sa gestire. E abbiamo visto che Manolas non è il massimo, No. purtroppo. E abbiamo adesso il dubbio se resta Koulibaly, se si punta su Maksimovic, perché pare che il rinnovo di contratto che era nell'aria è slittato e non si è capito il motivo reale, se lui ha avuto dei problemi, non è stato schierato, se è rimasto male non essere stato schierato contro il Barcellona o comunque qualche altra cavillo che non è chiaro, e quindi è finito anche lui sul mercato. Gabriel pare sia definitivamente sfumato. Dove andiamo? Io prima vorrei sapere da te, secondo te le probabilità che rimangano o vengano ceduti Koulibaly e Maksimovic? Probabilità è difficile, perché sembrava questo l'anno in cui Koulibaly ha giocato peggio, cioè è stato l'anno in cui ha giocato peggio, quindi si sono abbassate le valutazioni, però è anche l'ultimo anno probabilmente dove lui avrà offerte serie, è nel pieno della maturità. Un top club che se lo vuole prendere se lo deve prendere adesso a 29, non a 30 anni. Sì. Quindi io credo che il Manchester City, che pare sia quello più interessato, proverà l'affondo e probabilmente con un 60 più bonus temo che se lo possa portare via, anche perché abbiamo visto che il fair play finanziario a loro non interessa, pagano una multina e non c'è problema. Poi non lo so, in Inghilterra, visto che tu sei basato in Inghilterra, come l'hanno vista questa cosa qua? Ah no, l'hanno vista malissimo, perché ovviamente c'hai altri club tipo il Liverpool che non spende più di quello che ricava, quindi Klopp è stato molto critico su questa scelta della UEFA, per esempio. Quindi io credo che più Koulibaly che Maksimovic, su Maksimovic probabilmente si potrà trovare un accordo. Entrambi non è che vogliono andarsene, non ho avuto questa sensazione che puntino i piedi, che se ne vogliano andare, però per far entrare anche un po' di liquidità probabilmente Koulibaly è arrivato il momento, il che mi mette in ansia. Non tanto, io ripeto, non tanto per le sue qualità da stopper, ma per la capacità di impostare l'azione, che molto spesso parte da lui, soprattutto da quando non c'è più Albiol, è da lui che partono poi i primi passaggi. Quindi... Esatto. Io per esempio recentemente ho fatto un video dove parlo appunto della capacità di un difensore di passare la palla un certo numero di metri in avanti, oppure
nel 60% del campo, diciamo, del lato da dove attacchi, e Koulibaly ha un numero di passaggi del genere molto alti, molto al di sopra della media di altri centrali, perché il Napoli gioca solo con Koulibaly, perché con Manolas non riusciamo a avere quella stessa qualità. Quindi, per carità, se rimane Maksimovic è un difensore super affidabile, forte, a me non mi dispiacerebbe affatto. Però servirebbe poi qualcuno che forse l'altra metà delle partite, perché non penso neanche che Maksimovic può far titolare sempre, serve un altro che, diciamo, nelle partite dove abbiamo bisogno di giocare di più da dietro o quando gioca quest'altro difensore, che riesce a impostare l'azione. Però io sono convinto che comunque con Maksimovic un accordo lo trovano, perché poi l'alternativa è di svenderlo, perché ha un certo valore, però sta all'ultimo anno di contratto ed non è che è anziano, cioè ha comunque sotto i 30 anni, quindi secondo me loro cercheranno di allungare il contratto di almeno 3-4 anni. Secondo me sarebbe un autogol clamoroso non farlo, darlo via per pochissimo. Si può ipotizzare coppia titolare Maksimovic-Manolas? Io penso di sì, io penso di sì, perché poi Koulibaly, come hai detto tu, sono 70 milioni, che con quei 70 milioni puoi comprarti 2-3 giocatori di livello, e secondo me serve al Napoli, perché per molti giocatori siamo alla fine di un ciclo, abbiamo bisogno di giocatori con motivazioni nuove, dobbiamo rinnovare la squadra, quindi quei 70 milioni servono, soprattutto dopo l'acquisto di Osimhen. E niente, poi come hai detto tu, Koulibaly l'anno prossimo fa 30 anni, a 30 anni tutti i giocatori automaticamente perdono valore, pure se hanno fatto una grande stagione, quindi se tu devi venderlo è quest'anno. Gli altri nomi che ci sono in giro sono quelli di Pezzella, della Fiorentina, che niente di che, poi Socrates, che non ne parliamo secondo me. Sì, perché? Cioè, giusto perché si è inserito l'Arsenal e quindi si è parlato di questa cosa così, ma non mi sembra un profilo anche da Napoli. Io qua nel canale mi è partita distinto questa cosa. Thiago Silva in scadenza, provaci, anche se so che non è proprio operazione Napoli prendere una vecchia gloria che comunque sta ancora in forma a scadenza di contratto. Però se tu poi valuti Socrates non capisco. Sì. Gabriel lo capisco, Socrates no. Ma anche perché Socrates o Socrates, sì, vabbè. non so come si pronuncia mo', però lui è un difensore che con i piedi veramente, veramente non è molto bravo. Quindi io facevo questa riflessione in uno dei miei video: ma se tu sei fissato con giocare con Ospina perché tu vuoi giocare da dietro, vuoi impostare le azioni, allora uno come a Socrates non lo devi neanche considerare, perché lui non ha quella qualità. Lui, per carità, magari è solido in difesa in certi aspetti, non in molti secondo me, perché ora c'ha una certa età. Prima magari lo era, che ha avuto comunque una bellissima carriera, ha giocato pure nel Dortmund, però io non vedo come potrebbe integrarsi nel gioco di Gattuso, onestamente, non l'ho capita questa operazione, solo forse perché può arrivare per 5 milioni, 4 milioni, e comunque uno con esperienza, magari per lo spogliatoio, quarta scelta, forse non è male. Per dare un amico a Manolas, fondamentalmente. Sì, però non lo vedo titolare, onestamente. E sulla fascia sinistra cosa credi possa accadere? Allora, là i nomi che girano mi piacciono tutti, sia Tagliafico, che ho sentito molti tifosi che hanno espresso dei dubbi, ma ragazzi, vi siete dimenticati l'Ajax dell'anno scorso? Che campionato ha fatto, che percorso in Champions League ha fatto? Se ti vai a rivedere le partite dell'Ajax, vedi un Tagliafico straordinario, straordinario. Ha fatto 3 gol, 3 assist nella competizione, un giocatore tecnico, veloce, forte, ma a me mi piace, poi titolare nell'Argentina, quindi forte. E poi l'altra alternativa è quella che si parla da tempo, Reguilón del Sevilla, che pure lui molto simile, anche lui veloce. Io ho visto la partita contro l'Inter, una bellissima partita, un giocatore che poi gli piace attaccare, e a me questo mi piace dei terzini, quelli che attaccano, quelli che vanno avanti, quindi no, se prendiamo uno di quei due, io sono contento con entrambi. Poi non so tu cosa ne pensi di loro. No, assolutamente. Tagliafico
ricordiamo, uno abituato a giocare palla a terra, perché quando cresci là è già una garanzia questa cosa qua, che non sparacchi il pallone, testa alta e dialogo. Quindi lo immagino insieme a Insigne su quella fascia, potrebbe essere tanta roba per ricreare una catena molto tecnica. E Reguilón è piaciuto a tutti. Il problema è proprio questo, è che l'abbiamo visto in tanti adesso, e chissà se anche qualche altro club che ci supera in prestigio ci ha messo gli occhi addosso. Questo potrebbe essere il problema, se non abbiamo affondato in tempo, purtroppo. Ma io fossi in lui, in realtà cercherei di trovare un posto a titolare proprio nel Real Madrid, perché lui è diciamo di proprietà del Real Madrid. Secondo me lui è abbastanza forte per essere titolare in una squadra come il Real, onestamente. Ma Marcelo, siamo alla fine, oppure fino a che anni vuole giocare? Esatto. No, Marcelo ormai secondo me rimane fortissimo. Ovvio, però Magari facciamo scambio, lasciamo Reguilón al Real, ci prendiamo noi Marcelo, che quello è nostro. Nel campionato italiano le vecchie glorie fanno comunque la differenza, per questo io... No, però mi piacerebbe Reguilón, anche Tagliafico, veramente due molto forti. Senti, vogliamo passare un attimo al centrocampo, dove credo